Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. La passione per il proprio lavoro è ciò che rende buoni i prosciutti di Montagnana. È emerso sabato 14 maggio quando sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso Norcineria a Montagnana. Il corso è stato organizzato da Coop Services con la compartecipazione dell'Associazione Generale Cooperative del Veneto e cofinanziato dalla Camera di Commercio di Padova. Questa iniziativa è stata particolarmente apprezzata quando è stata presentata agli organi camerali perché si presta a completare in un percorso ideale proprio il processo di valorizzazione dei prodotti tipici della nostra provincia, così ricca e così ben dotata, e in particolare per quel che riguarda il montagnanese la valorizzazione in connessione con naturalmente la perla che è il prosciutto, ma anche con le altre opportunità che questa nostra tradizione offre. Coop Services porterà avanti anche un altro progetto che riguarda sempre la norcineria e che è legata proprio all'aspetto della valorizzazione anche in relazione ai beni culturali e alla ristorazione locale. Con questo progetto si completa un percorso ideale, dicevamo. Da una parte l'attenzione a formare delle risorse preparate perché possano essere inserite proficuamente nelle aziende artigiane della lavorazione di questi prodotti, ma dall'altro lo strumento per far conoscere e valorizzare questi prodotti. Quindi un percorso ideale con questo nuovo progetto è proprio questo che si vuole lanciare, farlo conoscere con strumenti innovativi, ma anche portarlo dentro la ristorazione, portarlo dentro i vari punti in cui un turista può fermarsi durante le sue soste, inserire questi prodotti nella valorizzazione di un territorio. Il corso ha costituito un'opportunità per rendere un servizio al territorio, con lo scopo di promuovere la conoscenza relativa ai prodotti della norcineria, mediante un'attività formativa che ha preso in considerazione la produzione e la valorizzazione dei prodotti della norcineria, come ha spiegato Gian Antonio Visentin, presidente del consorzio del prosciutto veneto Berico Euganeo. Con grande soddisfazione devo dire che i ragazzi hanno avuto una formazione bellissima, intelligente da parte della vostra scuola ed sono interessati a capire e vedere anche lo svolgimento della lavorazione del prodotto, ma non solamente a livello manualmente, ma soprattutto vogliono capire proprio i processi di lavorazione dal momento che entra il prosciutto fresco nelle sale di lavorazione e quando incominceranno la stagionatura per poi arrivare alla stagionatura e comunque pre-stagionatura e stagionatura, una stagionatura che nelle nostre zone arrivano fino a 16 mesi di vita. Di conseguenza il prodotto deve essere coccolato e guardato per lungo tempo. Al corso, che si è svolto da settembre a dicembre dell'anno scorso, hanno partecipato professionisti che già operano nel settore e che hanno inteso specializzarsi, e giovani disoccupati motivati ad inserirsi professionalmente in questo ambito. Accanto alla consegna degli attestati e nell'ambito della festa del prosciutto Veneto DOP di Montagnana si è svolta anche la presentazione del nuovo itinerario cicloturistico. Questo progetto qua è nato da circa un paio d'anni. È stato elaborato, è stato cambiato, poi abbiamo visto che si poteva fare anche in sicurezza un percorso con le biciclette e perciò l'abbiamo voluto presentare alla Festa del Prosciutto perché la Festa del Prosciutto è una festa che presenta il territorio montagnanese e anche nel Vicentino e nel Veronese. Con questi circuiti che si spostano anche nel Veronese e nel Vicentino riusciamo a dare più opportunità al turista che viene a Montagnana. Gianni Argenton, che ha curato l'itinerario e la sua pubblicazione, ha spiegato l'impegno e il lavoro di collaborazione svolto con gli enti promotori, i comuni e gli sponsor, ed ha illustrato i 3 percorsi. Il percorso naturalistico si sviluppa fra il Parco Palù, il Castello di Bevilacqua e il Monastero di San Salvaro. Il percorso rurale coinvolge Canegri, la fattoria didattica Il Boschetto e Villa Correr. Il percorso delle ville, invece, si snoda fra Villa Pisani, Villa Barbarigo e Villa Poiana.